Pierina e Paola che indossano il costume di Oliena. Ma accanto a noi ci sono anche dei doni che da Oliena provengono. Paola, ce li vuoi descrivere? Questi sono i biscotti con la cappa, questa è la timballa e quelli sono i bianchini. O merengue, sì. E questo è il vino offerto dalla cantina sociale di Oliena. Paola, sei stata bravissima. Facciamo un applauso a Paola. Mentre invece Pierina ha un libro. Ecco, se me lo vuoi dare, ecco. Sì, credo che abbia da dire qualche cosa, vero? Questi libri sono un gentile omaggio a lei e al signor Medda offerto dagli autori, insegnanti della scuola media di Oliena. Contengono una laboriosa ricerca della vita del passato del nostro paese, fatta attraverso le interviste agli anziani, la documentazione fotografica e storica sulle attività lavorative e l'abbigliamento. Hanno scritto questo libro per devolvere il ricavato in beneficenza. Per devolvere, certo. Grazie Pierina. Io vi ringrazio per il libro, ringrazio anche a nome di Gianni Medda e vi ringraziamo di cuore anche per questi doni. Io adesso poggio qui il microfono, Pierina e Paola prenderanno posto insieme agli altri bambini del gruppo di Oliena. È un gruppo, questo che viene da Oliena, atipico. È un gruppo folcloristico nato così per caso in una scuola elementare, grazie naturalmente all'interessamento dell'insegnante o di un insegnante o di più di un insegnante. E il gruppo è nato così per un caso curioso, perché si dava il caso che in quella scuola ci stesse un giovane fisarmonicista che poi vedrete, Paolo Curreli, e questo ha indotto un po' l'insegnante e anche i bambini a cimentarsi con il Vallo Sardo. D'altra parte dobbiamo ricordare che Oliena, in provincia di Nuoro, 8.000 e passa abitanti, a 10 km circa da Nuoro, in una posizione estremamente amena, estremamente suggestiva, ricca di vigneti, di frutteti, ma soprattutto di vini famosissimi. Ne seppe qualcosa anche D'Annunzio quando con Pascarella, mi pare con Edoardo Scarfoglio, si prese una solenne sbornia da quelle parti. E Oliena, dicevo, ha una grossa tradizione per quanto riguarda i balli, certi tipi di canto. Insomma, è un paese estremamente legato a tutte quelle che sono le tradizioni della nostra isola. E questi bambini della scuola elementare e qualcuno credo della scuola, no, tutte la scuola elementare di Oliena, ci faranno vedere la loro bravura, ci dimostreranno la loro abilità, la loro capacità nell'eseguire Zu Passu Torrao. La fisarmonica è quella di Paolo Curreli, gruppo folcloristico di Oliena.
Thank you.